perché come vi ho anticipato da ieri ci siamo riuniti, questo l'abbiamo dichiarato, per valutare. Ho sentito ieri personalmente il presidente Muscat, il primo ministro Muscat di Malta, per chiedergli un gesto di solidarietà nella gestione di questa emergenza dell'Aquarius. Abbiamo continuato questa mattina, come vi ho anticipato, ero in costante contatto con i ministri competenti e devo dire che adesso è arrivata questa notizia: la Spagna accoglie l'Aquarius. Abbiamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell'Europa, abbiamo chiesto all'Europa di farsi carico dell'emergenza dell'immigrazione e di non lasciarci sola come è avvenuto in questi anni. Questo gesto va in questa direzione, quindi non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver accolto questo nostro invito. Devo ringraziare i ministri Toninelli e Salvini, che sono i ministri competenti, l'uno sapete per gli interni, l'altro per le infrastrutture, con i quali siamo stati in costante contatto per risolvere questa emergenza. Ovviamente voi sapete che sin da ieri avevamo affiancato delle nostre motovedette perché questo passaggio critico fosse gestito in assoluta sicurezza. Le nostre motovedette, a scanso di equivoci, avevano assicurato sin da ieri, quindi dal primo momento, avevano assicurato soccorso e interventi dal punto di vista sanitario, medico, dal punto di vista dell'approvvigionamento. Sappiate che nel corso della mattinata ci eravamo dichiarati anche disponibili, anzi confermando la nostra disponibilità a prelevare dall'Aquarius le donne che erano in stato di gravidanza, bambini e tutte le persone che potevano avere qualche segno di qualche pericolo, di qualche disagio. Dall'Aquarius non c'è stata data nessuna notizia in questo senso, non è stata data nessun riscontro, non è stato dato nessun riscontro a questa nostra disponibilità.